A Port Elizabeth dobbiamo aspettarci una partita più fisica di quella precedente. Sicuramente certe cose che li hanno messi in difficoltà non gli sono piaciute, quindi vorranno sicuramente aumentare certi punti del gioco. Noi lo sappiamo e ci faremo trovare pronti a questo perché anche noi non siamo proprio felici di alcune cose. Ecco. Beh, sicuramente bisogna ripartire dalla nostra difesa, dalla nostra voglia di mettere in difficoltà fisicamente, l'abbiamo dimostrato per molti momenti della partita e come ho detto precedentemente sappiamo che la prossima sarà ancora più dura, soprattutto là davanti dove li abbiamo messi un po' in difficoltà, vorranno metterci loro, ma siamo pronti. Beh, credo che i giovani che sono entrati abbiano dato un contributo incredibile, abbiano fatto tutti veramente un ottimo ingresso. E questo è frutto del lavoro fatto nei propri club, nelle proprie franchigie e nella voglia di vestire questa maglia, perché si vede che hanno tanta fame, come è giusto che sia, come è giusto che sia quando indossi il tricolore. Anch'io l'avevo come i miei compagni di squadra e credo che questo sia veramente un gruppo molto, molto forte con dei legami, con delle radici profonde. Beh, sicuramente dirò ai ragazzi di godersi queste partite, di godersi questi momenti perché non sai quante ne avrai ancora nella sua vita. Ne auguro tante, ma sono momenti importanti che devi viverti al meglio. Devi viverti l'arrivo allo stadio, vedere le facce delle persone, vedere come in questi posti si respira veramente l'essenza del rugby. Quindi dirò veramente di godersela perché io personalmente me la godrò tantissimo. Per noi è importantissimo avere questo sostegno durante la settimana, ci ha fatto veramente molto piacere avere queste due figure, queste due leggende del nostro sport. Ed è grazie a loro se giochiamo queste partite e se disputiamo il Sei Nazioni. Loro non hanno avuto la fortuna di farlo, ma è grazie a loro che noi lo possiamo fare, quindi noi siamo veramente molto grati e hanno onorato il tricolore, quindi è soltanto un motivo d'orgoglio averli al campo e li ringraziamo veramente tanto.